Allora, siamo in compagnia di un altro cuoco, o chef, come devo chiamare? Vabbè, io non sono un cuoco, io sono uno che si diletta a cucinare, poi gli amici sono contenti quando solitamente cucino, però la vera cuoca è la mia amica Francesca Bonille che avete sentito prima. Lei è una professionista, io sono un appassionato di Iniziamo cucina. col tuo nome e cognome. Pino Porru. Pino Porru. Esatto. Sì. E quando fai cucina dove la fai? Per amici oppure ci sono anche situazioni? Beh, solitamente per amici, poi capita anche qualche volta anche di organizzare degli eventi perché io sono presidente di un'associazione culturale che si chiama Sapores Antigos. Ah, bellissimo. Per cui ogni tanto organizziamo degli eventi per riscoprire la tradizione culinaria soprattutto della nostra terra. Allora Pino, citami un sapore antico che vale la pena essere conosciuto e che pochi conoscono. Allora, un sapore antico che vale la pena essere conosciuto, noi abbiamo nella nostra tradizione abbiamo tanti piatti che purtroppo ormai vengono quasi dimenticati, no? Un piatto molto povero della tradizione sarda. Per esempio? Quello che si faceva con le patate, su casemurgia, che noi chiamiamo casemurgia, in altri posti lo chiamano savrue, o su caso vischido, della zona della Sardegna, che non sapete altro che il casagedo messo in salamoia. Le patate vengono bollite con un po' di cipolle, caso e murgia, una pasta povera che può essere uno spaghetto, una pasta che può essere utilizzata così e niente, che è una delle minestre più semplici, più povere ma veramente gustose. E poi in questi sapori antichi che cos'altro proponete, che cos'altro promuovete? Beh, ripeto, noi come associazione andiamo alla ricerca di piatti e di sapori antichi, tutto quello che riguarda la nostra tradizione, anche non solo la cucina di montagna ma anche quella del pesce. Io ho fatto una ricerca presso i vecchi cagliaritani. Io sono desulese di origine ma vivo a Cagliari, sono andato alla ricerca appunto dalle persone che cucinavano il pesce una volta, che facevano dei piatti come lo scabbeccio per esempio, o il polpo fritto e fatto con l'acceco, cioè ci sono tanti piatti della tradizione sarda che andrebbero riscoperti. Quindi tu a tempo pieno di che cosa ti occupi proprio? Io mi occupo di promozione, di pubblicità, di fotografia e poi anche di queste cose qua. Ultimamente mi stanno prendendo molto. Cioè abiti a Cagliari? Sì. E sei di Desolo? E sono di Desolo. Sì. E un piatto di Desolo tipico? Sabatati sperrata. Lo ripeti? Sabatati sperrata. Cioè? Sperrata vuol dire spaccata. Sì. Sabato di sperrata si prende le parti povere del maiale, che ne so, la testa o i resti quando si fa il maiale, le parti di scarto, così, vengono condite con aceto, aglio, pepe, lasciate insaporire per qualche giorno all'aria, ad asciugare, e poi vengono bollite con le patate e le cipolle, come si fa la pecora in capoto, però anziché usare la carne di pecora si usa il maiale. Allora Pino, evviva i Sapores Antigos! Evviva i Sapores Antigos, È il grano antico.